Il regista, no, vengo qua, sto sempre fuori. Ah, va bene, c'è il profilo migliore. E questo è il regista, di come se non ci fosse un domani. L'ilarità che viene fuori dal sentire i personaggi che poi danno vita alla tua opera, la dice lunga su quello che intanto è lo spirito, no? Ci si diverte tanto, soprattutto anche nel lavorare e nel cercare di sottolineare delle cose che poi nel quotidiano, lo dicevo poc'anzi con Stefano, succedono spesso e volentieri. Hai detto bene, l'ilarità, perché questo è un aspetto che ha contraddistinto tutto il film. La complicità che è venuta fuori tra me, Stefano e Michele ci ha permesso poi di divertirci molto anche sul set. Quindi al di là di quello che raccontiamo, anche la modalità di come l'abbiamo raccontato, perché questa cosa ci ha permesso di gestire e vivere al meglio il set. Questo è un aspetto che poi è un'alchimia che traspare dallo schermo, cioè lo spettatore incredibilmente vede questo messaggio di tranquillità, serenità e divertimento passa al di là della storia che stai raccontando. Mettere in un film quelle che sono le storie, legarle soprattutto, credo che sia di per sé una cosa davvero da sottolineare, perché non è facile, però poi alla fine ci si incontra in situazioni che magari in corso d'opera sono andate a cambiare. Ritengo di poterlo dire senza tema di smentite, visto insomma che i vari personaggi poi alla fine si calano nelle vesti realmente di quello che potrebbe essere la situazione migliore o più particolare. Guarda, e siamo partiti da un principio, cioè il cinema comico, come la comicità in genere, parte da una grossa tragedia di fondo. Quindi le storie che raccontiamo, se tu levassi gli elementi comici, sarebbero 8 tragedie. E il lavoro che si fa fondamentalmente si ride e si scherza sulla tragedia umana, quindi tutti i personaggi che raccontano Michele e Stefano stanno raccontando un messaggio profondo e molto tragico, che poi ovviamente viene stravolto, quindi quando tutti ci affezioniamo al personaggio e quindi tifiamo per lui, poi purtroppo lo vediamo che fino in fondo non ce la fa. Igor, cosa possiamo dire in riferimento al senso che poi dobbiamo dare alle storie, al senso poi della vita? Perché poi ridi. Esatto, perché la vita è breve, già è triste di suo, cioè la vita ci mette di fronte a delle situazioni, quindi lo spirito di questo film è proprio questo, cioè vivere il momento, cogliere l'attimo. Infatti in Russia il film è stato tradotto in Cogli l'attimo, perché alla base del nostro messaggio c'è questo, cioè vivi il presente, vivilo bene, perché del domani non c'è certezza. Ultimissima cosa. Ed è una cosa non comica ma incredibilmente drammatica, su cui bisogna ridere però, perché non abbiamo alternative. Certo, l'ultimissima cosa, diciamo poc'anzi con Stefano, Sassari è una fucina, no, di situazioni, ma credo diciamo Sassari... L'agraria è la fucina di Sassari, perché la maggior parte degli artisti sassaresi sono passati dall'agraria, questo grazie al direttore degli anni 70 e 80. Bellissimo, sì, appunto, credo che come se non ci fosse domani l'intervista con il suo regista possa chiudersi qua. No, che chiudo, inciso, vedrete quando verrete a vedere il film che abbiamo il nostro main sponsor, è la Coldiretti Sardegna. Quindi questo è un messaggio, braccia levate all'agricoltura, ripensateci. I famosi BRAPS. Esatto, arrivederci.